Made in Italy, se ne parla qui all'Istituto Gallo Sciascia. Sì, oggi per la giornata del Made in Italy ci sembrava opportuno, giusto, celebrarla nel migliore dei modi nel nostro auditorium con dei relatori di eccezione. È la Camera di Commercio che assieme alla nostra scuola ha organizzato questo incontro a cui parteciperanno oltre le autorità civili e militari della nostra provincia e anche delle imprese, aziende e imprese con i loro rappresentanti. Incontreranno i ragazzi, parleranno dell'importanza di coniugare genio e metodo nel lavoro d'impresa e di portare avanti quella che è l'estro, la creatività italiana e siciliana nel particolare per affermarci anche a livello nazionale e internazionale. I ragazzi dell'istituto tecnico nei vari indirizzi che sono attivi al Gallo Sciascia oggi avranno quindi una lezione particolare da parte di testimoni privilegiati e saranno particolarmente coinvolti nel completare la loro formazione culturale scolastica con esperienze dirette che hanno anche il valore non solo di formare e di informare, ma di orientare al mondo del lavoro. Un plauso alla Camera di Commercio che ha promosso questo incontro perché ha puntato sulle giovani generazioni. Il Made in Italy è sempre stato, diciamo, il fiore all'occhiello delle nostre imprese, del nostro paese, perché nasce da una tradizione che si perpetua anno dopo anno, periodo dopo periodo, sempre con uno sguardo rivolto all'innovazione e puntando sulle nuove generazioni noi vogliamo mantenere, accrescere e migliorare questo aspetto di eccellenza del nostro paese. È un tema di estrema rilevanza perché la scuola punta molto sull'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e tutte le riforme dell'attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito vanno proprio in questa direzione, cioè quella di rendere la scuola sempre più competitiva, creare una scuola che sia in grado di dialogare con quello che è il mondo del mercato del lavoro. Oggi presentiamo quello che è un prodotto di grandissima rilevanza, che è quello del Made in Italy, che ci rende famosi nel mondo, e ragioniamo su come si produca questo intangible assets, cioè come si produca questa risorsa immateriale che consente all'Italia di essere competitiva non soltanto sulla produzione quantitativa, quindi sul prezzo, ma attraverso la creatività, attraverso l'innovazione, ma come dice il titolo della giornata di oggi, coniugando non soltanto il genio ma anche un metodo. Questa giornata del Made in Italy che realizziamo qui all'Istituto Niccolò Gallo Sciascia nasce per iniziativa della Camera di Commercio assieme all'Istituto ed è un momento non solo celebrativo ma anche formativo e informativo. È uno degli 800 eventi che si stanno sviluppando in questi giorni in tutta Italia. Noi abbiamo voluto farlo proprio coincidere con il 15 di aprile, che è la data simbolo di questa giornata perché fa riferimento all'anniversario della nascita di Leonardo, il grande genio italiano nel 1452. E noi abbiamo voluto dare questo titolo alla giornata proprio genio e metodo, perché questi due elementi proprio racchiudono il segreto del Made in Italy che è famoso in tutto il mondo. In questa giornata vogliamo cercare di sensibilizzare i giovani per fare conoscere meglio loro le opportunità che ci sono per le imprese, richiamando la tradizione e l'innovazione. In questo senso ci saranno delle imprese di giovani, delle start-up innovative, che daranno una testimonianza a questa platea di ragazze e di ragazzi in modo tale da invogliarli verso l'imprenditoria giovanile ma soprattutto verso l'autoimprenditorialità. Voi siete un'impresa storica, più di 100 anni di attività. 120 anni di attività. Che significa una storia così lunga in un territorio così complicato? Abbiamo preso il settore siderurgico iniziando i zii di mio papà con fare i ferri per i cavalli e poi man mano siamo arrivati a noi perché la storia è troppo lunga,
se ci sarà qualche volta tempo ve la posso raccontare, ma ora non penso che sia il momento e il posto adatto per parlare. Oggi cos'è il Made in Italy per voi? Io sono felice che ci sono i miei figli per poter continuare, perché le cose di oggi sono molto ma molto progressivi e uno ci deve stare dietro, ma partendo dalla mia età e come ho iniziato mi viene molto difficile andare davanti, però ci sono i miei figli che mi danno la possibilità di stare dietro le quinte e seguirli con l'occhio destro e vanno avanti, perché so chi sono. Quanti anni ha lei? 87 a maggio.